Sicuramente una nuova avventura, come i cittadini presumo già siano tutti a conoscenza. Da lunedì 1 settembre, 2 giorni fa, è stato spostato in questo nuovo ambulatorio uno dei 2 medici di medicina generale del nostro comune. Sto parlando del dottor Alberto Dus, al quale ovviamente va subito il mio primo ringraziamento, perché la sua presenza qua, la sua attività di assistenza sanitaria primaria, sommata anche all'altro medico che esercita nella frazione di Lago, fa sì che il nostro territorio, i nostri cittadini restino coperti di questo servizio che ritengo essenziale. Dal canto mio rivolgo un ringraziamento al personale dipendente del comune di Revine Lago, ufficio tecnico e non solo, che si sono adoperati per far sì che tutto questo si potesse realizzare. E ci tengo a sottolineare che il comune di Revine Lago, l'amministrazione che ho il piacere, che ho il dovere di rappresentare e che continuo a rappresentare da qualche anno, in 10 mesi ha messo in piedi 2 ambulatori medici, e non è affatto una cosa scontata. Il mio auspicio è che il dottor Alberto Dus si trovi bene qui con noi e che la nostra comunità continui a usufruire di questo servizio. Rivolgo infine un ringraziamento anche alle ditte artigiane che hanno lavorato in questi mesi per realizzare il nuovo ambulatorio medico, e anche alla dottoressa Piero Bonato per il suo supporto, che è una dirigente amministrativa della nostra azienda sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana.